Vado. Siamo dove? Dove siamo adesso? Dunque, adesso noi siamo nel territorio di Oschiri e siamo dentro la Tolos del piano superiore del nuraghe Burghidu. Abbiamo di fronte a noi una bellissima Tolos integra, vedete nella parte superiore con una pietra è stata chiusa l'accesso al terrazzo, sul pavimento è completamente coperto, ma forse a 30 cm sotto abbiamo il pavimento originale che non fa altro che coprire la Tolos del piano inferiore, la Tolos principale. Qui le pietre sono disposte a filari, ordinate, filari paralleli e con le zeppe tra l'una e l'altra ben sistemate. Come vedete in certi punti sembra quasi intonaccato perché giusto si intravedono le pietre l'una dall'altra si riconoscono. Diciamo che questa è una pianta, una Non ci hai detto dove è ubicato questa struttura megalitica? Questa struttura, questo nuraghe trilobato, è ubicato nelle campagne di Oschiri. Oschiri, o meglio, forse siamo già nei comuni di Ozieri. Sì, siamo nei comuni di Ozieri perché, come potete vedere a distanza, vedete quella sfera rossa laggiù? In direzione di Castrum, di Castro? In quella direzione, vedete una sfera rossa? Sì. Quelle è una delle sculture che sono state disseminate nel territorio di Ozieri per abbellire il territorio, quindi con un monumento non solo la piazza cittadina ma anche il territorio. Adesso al volo non vi posso dire chi sia l'autore, ma sono tutti scultori contemporanei che con le loro opere hanno abbellito il territorio. Concludiamo questa Adesso, parte di filmato e passiamo all'analisi esterna della struttura.